Amici bellini, è successo la qualunque tra oggi, ieri, insomma veramente adesso sono uscite anche le parole della VAR per la cosa che è successa a Milano, quindi così. Però noi ci stiamo proiettando verso la partita col Cagliari. Voglio recuperare l'analisi tattica con la Roma, ieri il gran galà delle cose che si sono dette e non dette. Cominciamo. Ho preso meno immagini, onestamente, perché, tra virgolette, è successo di meno. È stata una partita a scacchi molto interessante. Questa è la partita spartiacque non per la stagione del Napoli, ma tra i tifosi che amano la tattica e quelli che, insomma, preferiscono un po' più di spettacolo, di tiri in porta, eccetera, eccetera. Ma prima diamo il benvenuto a Davide di Napoli, a tutti quelli che si sono iscritti, magari sono capitati sulla reaction, e dopo la reaction, che a caldo ti fai prendere, eccetera eccetera, c'è l'analisi dove prendi tutte le cose e si lasciano i like sull'analisi, anche l'hype se volete sull'analisi. Spostiamoci, mentre qua c'era ancora il pollicione del like, e partiamo onestamente da questa cosa qua, che non finisce in nessun highlight, che non fa discutere perché non se ne sta parlando. Si è fatto un'esagerazione, ma onestamente lo devo dire solamente ai tifosi della Roma, perché in tutta Italia è stato debancato subito che quell'intervento di Rachmani sul pallone pulito, piega pure la gamba, Koné non protesta, la Roma tranquillamente, nessuno dice niente, solo i tifosi della Roma si sono fatti prendere. Ma qua c'è proprio una spallata gomitata in petto gratuita proprio di indicare a Højlund, e parliamo di palla lontano perché la palla sta qua. Sempre difficile vedere il pallone, ma in questo caso si vede proprio a palla lontano, proprio come a dire sarà una brutta partita per te. Era il secondo minuto, proprio boom. Ah sì, voi volete fare i duelli, e stavolta sui duelli noi ci siamo messi là, li abbiamo accettati e li abbiamo fatti anche con grande veemenza, anche con grande correttezza se vogliamo. Però è lì lo sfizio, cioè Gasperini, duelli uno contro uno, Conte lo accetta, fa la stessa cosa. La contrapposizione dei due moduli era evidente ancor più che altre volte, ma la cosa bella che a me è piaciuta è che non c'erano solamente gli accoppiamenti, ma che il Napoli ha deciso nel primo tempo di alternare qualche lancio di Savic a un'uscita palla al piede da dietro senza buttarla sempre, e questo con la vivacità delle nostre mezze punte, chiamiamole mezze punte così, con la dinamicità di McTominay, Lobotka a centrocampo, di Lorenzo che andava molto. È stato difficile per la Roma seguirci e stopparci. Nel mio disperato tentativo di convincere i calciatori a essere un pochino più non fa niente, non fa male, ve la ricordate quella frase? Non fa male. Qua onestamente io me la sono preso con Beuke, ma prende una bella botta, perché qua se ti dà una manata sotto quadro al collo fa ancora più male sul collo che non in faccia. Però purtroppo il mettersi la mano in faccia, coprirsi gli occhi, fare proprio questo gesto così, è l'unico modo che i calciatori hanno per essere sicuri che nel momento in cui hai preso un colpo e non riesci a rialzarti subito, per non stare un uomo in meno, perché soprattutto con questo piano gara un uomo in meno ti scompagina tutto, quello è l'unico modo che hanno per convincere gli arbitri a fermare il gioco qualora non l'avesse fermato. Di conseguenza è un istinto, è una cosa che imparano, è una cosa che è impossibile disimparare. Alle volte fanno proprio finta, alle volte devono accentuare, dà fastidio, lo ripetiamo. Si fanno i complimenti a Svilar che la botta la prende da Lang, azione di gioco normalissima, non c'è fallo di nessuno, Lang tocca il pallone, Svilar toccherà poi il pallone, c'è lo scontro, però Svilar resta in piedi, fa la parata e poi si butta a terra dolorante. Quindi si fanno i complimenti a Svilar, non si dice niente in questo caso a Beuke, ma noi guardiamo anche i nostri, perché è una roba insopportabile. Le cose che non finiscono negli highlights sono questi, gli accoppiamenti, un modo interessante che ha trovato il Napoli. Conte non ha gioco, Conte solamente difesa e contropiede, va bene. Ciao bello, una grande tragedia. L'utilizzo di Milinkovic-Savic come primo regista, ma non basta, perché i tre attaccanti della Roma pronti a prendere i tre difensori, a quel punto si deve fare una scelta se la palla ce l'ha il portiere. Una cosa che Højlund ha fatto molto bene. Højlund giocava su Ndicà, però ogni tanto dava
un po' di pressione anche a Svilar per indirizzare la palla, che è il famoso pressing indirizzato dall'attaccante. In questo caso però noterete una cosa, ce ne sono due dei nostri qua e ne manca uno, perché questo è Beukema e questo è Buongiorno. Sono saliti i due quinti di Lorenzo e Olivera, McTominay, Lobotka, e questo qui è Rrahmani, che scavalca, praticamente lascia Ferguson qui, non si mette qua portando ancora più pressione a Milinkovic, ma va in avanti anche per un'eventuale seconda palla che può andare contesa quando Milinkovic scavalca. Se Ferguson ti segue, allora tu hai liberato uno spazio centrale dove Milinkovic può avanzare, può indirizzare meglio il suo passaggio. Se Ferguson, come in questo caso, decide di andare su Milinkovic, Rrahmani va ancora più avanti per creare spazio, permettendo a Lobotka di venire un po' più indietro e dare una mano al primo possesso, dove il Napoli non la butta lunga ma la gioca, in questo caso su Beukema, e poi si sviluppa con i passaggi. I terzini devono sempre venire incontro senza aspettare il pallone, vieni incontro, ti liberi della marcatura e la giochi. A volte di prima, a volte la controlli e la smisti, ma il Napoli lo ha fatto molto bene. La Roma invece lo faceva in maniera diversa. Vedete che Ndicà, che è il centrale, si sposta sulla sinistra per ricevere palla, e Højlund, dopo aver fatto un po' di pressione su Svilar, può subito andare in pressione su Ndicà. C'è il tempo per Ndicà per liberarsi del pallone, ma nel frattempo che lo fa qua Hermoso, c'è un Neres dietro di me che si può avvicinare. Mi fa piacere sottolineare che il Napoli dal secondo tempo non è che si abbassa subito, e sul finale che si perdono, e adesso ve lo faccio vedere, che si perdono le marcature a uomo, ma qua ancora al 58esimo siamo ancora con Lobotka altissimo su Koné, con McTominay che andava su Cristante che si abbassava moltissimo, si alza Mancini e resta Lang su di lui, quindi ancora accoppiamenti uomo contro uomo, e la Roma deve fare qualcosina in più per scompaginarsi, e lo fa con l'ingresso di Dybala. Ma perché io parlo di calcio situazionale? Perché nel momento in cui uno dei difensori della Roma, in questo caso Hermoso, vedete, molla la sua area qua e si muove per scompaginare Neres e quindi dare anche altre soluzioni, Lobotka dice ok, resta tu su Koné, lo vedete? Con la mano proprio indica a Neres, c'hai Koné in zona tua, quindi il famoso doppio lavoro che vi dicevo. È avvenuto anche l'altra volta con Ederson, con l'Atalanta, e Lobotka dice non ti preoccupare, ha più senso che io centrocampista in questo momento seguo, assorbo il movimento del braccetto che va verso il centro e tu resti nella tua posizione. Lo scambio di uomini esiste, si continua l'11 contro 11 o gli 1 contro 1, semplicemente con la collaborazione, con la comunicazione, prendo io questo, tu resti là. Nel finalissimo, con l'ingresso di Dybala, la Roma è un pochino più brava anche con El Shaarawy, che veniva a giocare anche indietro per prendere il pallone. In questo momento il Napoli fa un po' più di difficoltà a seguire uomo su uomo e cerca di creare un po' più di densità dietro, la famosa situazione dove diciamo ci schiacciamo un po' troppo, rischiamo di portarceli dentro. In questo caso marcatura di Politano su Koné, un po' troppo larga per quanto mi riguarda, perché lasci a Koné la possibilità di questo passaggio abbastanza facile per Dybala che era venuto tra le linee. In questo caso Dybala in posizione centrale viene guardato da Rrahmani e Baldanzi se l'era preso Beukema, quindi calcio situazionale, Baldanzi era venuto dall'altra parte, Beukema aveva assorbito l'avversario. Poi se la palla è buona e Dybala ha il movimento giusto con il tocco leggerissimo, qua lui di prima riesce a fare quel tocchetto a scavalcare, ed è bravo Beukema, perché prima della grandissima parata di Milinkovic-Savic Beukema va a contatto ovviamente regolare, proprio corpo su Baldanzi, che non gli permette ovviamente di controllare il pallone agevolmente, di metterselo magari sul sinistro che è il suo piede, e lo costringe a fare l'unica cosa che può fare, accettare un rimbalzo del pallone e tirare. Il tiro è anche buono, ma non è angolatissimo e non va né alto che è imprendibile, né è un tiro buono che però parabile da Milinkovic-Savic. E qua bisogna dare secondo me grande merito a Beukema, il sentire, l'abbiamo detto spesso, devi sentire l'attaccante, non puoi lasciare distanza, cosa che spesso ci è capitata, vedi con Scamacca, no, qua non c'è distanza e quindi
anche se non riesci a stoppare il pallone hai comunque fatto qualcosa per non rendere la vita facile all'attaccante. Il resto lo fa Milinkovic-Savic e sono proprio contento che insomma grazie anche a quella parata, perché se non arriva la vittoria questo video sarebbe stato uguale per quanto riguarda l'analisi della partita, ma avremmo avuto un altro mood. Questi due non starebbero così felici come stanno e fanno l'airone, l'albatros, lo stesso Neres non ci ha saputo dire che animale è, che uccello è. E se non avete visto l'intervista che fanno a Neres, è qualcosa di metafisico proprio. C'è Neres con Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic sembra un personaggio direttamente preso, un cattivo di Kenny il guerriero, proprio che ride tipo cartoni animati giapponesi con questa barba incredibile. Gli tocca la testa a Neres gli tocca la barba, Neres non fa un sorriso nemmeno a pagarlo, è proprio, sembra che ti sta prendendo in giro, serafico. Gli chiedono sei tornato, lui dà una risposta da grandissima personalità: non me ne sono mai andato, quando mai. Poi l'inglese va a finire nelle fogne di New York, però vabbè, io vado in freva perché non può essere che questa è l'eccezionalità italiana, che non sapete parlare, vabbè, però questo è quanto, e mi piace dare soddisfazione anche a Højlund, un altro assist. Quando vi dicevo giù le mani da Højlund è perché gli vedevo fare tutto quel lavoro che abbiamo visto fare a Lukaku l'anno scorso, e con lo stesso Lukaku eravamo abbastanza severi perché non sempre vinceva tutti i duelli, e io vi dicevo una cosa: basta che ne vince uno, mette in porta un compagno e la partita è sbloccata. Quindi nei vari duelli sì, qualche appoggio lo puoi sbagliare, qualche volta il difensore ha il sopravvento, ma se riesci a farlo vedi che è stato bravo. Anche la sensibilità nel passaggio, cosa che per esempio un Osimhen ci ha messo un po' di tempo per avere. Mi veniva in mente questa cosa qua. Secondo me l'impatto di Højlund è stato già forse leggermente migliore dell'impatto che ebbe Osimhen all'epoca, e sappiamo Osimhen che esplosione poi ha avuto con Spalletti. Se gli diamo un po' di tempo, secondo me Højlund ci può togliere grandi soddisfazioni. Molta sarà la chiave, sarà quando tornerà Lukaku, se si divideranno i minuti, o se Conte potrebbe anche pensare di utilizzarli insieme, perché ad Højlund fa comodo un altro uomo intorno. Adesso sta facendo lui il Lukaku della situazione, magari se Lukaku fa Lukaku e Højlund gli può girare intorno, potrebbe essere interessante. Tant'è vero che voglio fare un po' di ipotesi di formazione, adesso parlando anche del Cagliari, ma anche parlando del futuro. Ma prima questo è il fumo dei romanisti su X. No, andiamo alle pagelle. Si parte dall'arbitro, che evidentemente ha scontentato tutti, perché non c'è dubbio che insomma i gialli agli interventi cattivi della Roma nel primo tempo specialmente dovevano arrivare. Non è possibile che poi arrivano, il numero dei falli non coincide, quindi non è piaciuto a nessuno. Massa 7 a Conte, che stravince il duello con Gasperini. Io ieri ho sentito un'altra volta a Tevisani, purtroppo ci si piglia anche dei betti, vabbè. La cosa incredibile è che poi il risultato porta a un racconto di quello che sta succedendo. Finalmente il Napoli gioca a calcio. Il Napoli giocava di più a calcio quando poi magari qualche risultato non arrivava, ma avevamo un dominio assoluto. Occasioni, gli XG li abbiamo creati prima. Questa non è una partita dove il Napoli fa molti XG, questa è una partita dove il Napoli non concede alla Roma nessun tiro. La Roma fa mezzo tiro in porta con Mancini nel primo tempo e poi quello di Baldanzi, basta. Quindi questo è un Napoli che gioca a calcio, sì, però è un Napoli che è stato bravo a non far giocare a calcio la Roma. È proprio il contrario, perché di solito è Gasperini che ti fa giocare male, e invece il Napoli, bellissimo primo tempo per quanto mi riguarda, perché gli accoppiamenti erano logici, eravamo bravi in contrapposizione ma anche bravi a ripartire. Occasione che capita a Lang, Neres che scompagina e va dall'altra parte, il cross per il tiro al volo di Di Lorenzo. Ci sono state molte occasioni che Højlund non tira e cerca il passaggio per McTominay. Sono parecchie le occasioni che il Napoli aveva creato e si sta bene in campo. Ci sono 3 difensori che ti proteggono, ma a turno sale Beukema, sale Buongiorno, lo stesso Olivera. Conte lo spinge alla sovrapposizione,
ma si fa trovare a volte in area, per riempire l'area bisogna farlo. Quindi io ho goduto tatticamente a vedere questa cosa qua. Nel secondo tempo si soffre un pochino perché la Roma inserisce degli uomini che sono più bravi a scompaginare, a prendersi anche delle responsabilità, a cambiare posizione, e là il Napoli deve assorbire in maniera diversa. Teniamola presente la stanchezza che può arrivare soprattutto a centrocampo quando tu hai solo Lobotka e McTominay che devono overperformare e non hanno modo di riposare. Quindi bene, non bene, benissimo onestamente. 5 a Lucca, io non mi accanirei nemmeno onestamente, gli darei il 6, troppo poco tempo anche per giudicare, è entrato mezza volta, qualche pallone l'ha mantenuto, poi è entrato per difendere, quindi non mi piace questo 5 degli amici Bellini. 6 a Elmas, e più o meno Elmas ha fatto quello che ha fatto Lucca e viceversa. Politano il premio Micio, vedi, Lucca 5, Politano 5 più, risulta dall'algoritmico. Però sì, qua era una questione di atteggiamento. Quello che non avevo visto con l'Atalanta l'ho visto, che voi avete visto, che molti di voi hanno visto, l'ho visto contro la Roma. Qua c'è da capire se lui soffre un pochino il partire dalla panchina o no, e può essere interessante adesso capire se col Cagliari c'ho un'idea tattica, perché ci sono degli spifferi, adesso ne parliamo. 7 a Højlund, ma come minimo per tutto il lavoro che fa, anche senza l'assist sarebbe una partita da 7 per quanto mi riguarda. L'assist impreziosisce la sua prestazione, sta entrando anche nei meccanismi, anche nelle maglie di un rapporto tra Lang e Neres, perché lui con amicizia, comunque lui è un nuovissimo che si sta integrando, molto giovane, è uno che sta cercando anche di imparare di nuovo l'italiano, che aveva cominciato con l'Atalanta, però se gli fanno le domande alla velocità della luce dice devi ripetere perché non posso mai aver capito. Vabbè, 8 meno, premio Oriali a Neres che sta in grandissima forma. Fa piacere, a Neres chiediamo semplicemente più continuità, ma c'è da dire, come lui probabilmente chiedeva più continuità a Conte, e devono succedere anche delle cose. Le indisponibilità portano Conte a fare una scelta, ma avrebbe potuto anche scegliere di mettere un Elmas in più, mettere un McTominay sotto punta, e invece è una scelta che ti ha portato a sfruttare le caratteristiche di Neres facendolo ruotare intorno alla prima punta. Questa cosa poi ce la riportiamo. State tranquilli, mettete il like e guardatevi tutto il video, perché sennò poi non capite il ragionamento. 6,5 Lang, che mi piace sempre di più, lo vedo più convinto anche quando punta l'uomo, e lui un po' più esterno. Seguite il ragionamento. 7 meno di Lorenzo, fa piacere, insomma, un po' la posizione in campo, un po' Dio sia ringraziato. Non è stato messo poi Braccetto, che sarebbe stata una cosa, ecco perché ho sempre avuto paura della difesa a 3, però qua non lo voglio dire, però datemi soddisfazione, vabbè, me la state dando. Io avevo auspicato, a differenza che se un iPad non posso fare, a differenza di Trevisani che diceva non giocate più a 3. Ma il Napoli è obbligato a giocare questa minestra di 9-1-1 che fa tutte le domeniche? Perché il Napoli non può fare per esempio il 4-2-3-1? O non si può fare il 4-4-2 con McTominay diciamo a sinistra, come già era stato provato nell'occasione in cui c'era Kevin De Bruyne? Questa squadra bisogna morire di 3-5-2, di questa squadra che difende 9 sotto palla. Non si può provare un'altra cosa, perché non stavano giocando a 3, giocate a calcio. Io vi ho detto proprio, ma vuoi vedere che il Napoli può andare a 3, può cambiare, andare a 3 e risolvere un po' le situazioni, basta che non metti Di Lorenzo Braccetto. E infatti Di Lorenzo passa avanti, un po' di riposo per Politano, come Braccetto Beukem è perfetto, e quindi il Napoli è un po' più accorto, ma continua a giocare a calcio. Aiutatemi. Lobotka 7 straordinario, mettetelo in una teca. Quando non gioca mettetelo a riposo, ibernatelo, vi prego, non si può giocare a calcio senza Lobotka e senza poi McTominay, che sta facendo tutto quell'altro lavoro, tocca molti più palloni perché è più al centro del gioco e finalizza ovviamente di meno, ma i suoi gol alla fine li farà, e sta facendo sentire proprio la sua presenza fisica, la sua presenza anche di leadership in mezzo al campo, che si sente. E ieri si è tolto la soddisfazione, insomma, di vedere un pochino tutta la Serie A, anche i calciatori avversari che gli riconoscono che è stato il miglior giocatore dell'anno in assoluto, e ci mancherebbe pure. 7
meno Olivera, un bel premio per una buona partita, in qualche contrasto anche lui, qualche pallone lo vince, qualche pallone lo perde, però sta piacendo. Anche qui c'era da stringere i denti, ci sarà da stringere i denti in attesa di un recupero totale di Spinazzola che ti permette altre cose tecniche, però lui ci ha messo proprio quella garra, che la cosa banale che però è vera, insomma, della sua anche nazionalità. Molto bene, non gli si chiede di andare probabilmente in sovrapposizione perché in questo caso Lang resta più esterno, però le sovrapposizioni interne le fa. Beukema gli diamo la soddisfazione di quel contatto con Baldanzi. Rachmani praticamente perfetto, annulla Ferguson, poi dopo Baldanzi gli gira intorno, ma lui è bravo a mantenere il controllo della difesa. Quell'intervento è puro regolare, quindi niente da dire. Perde un po' il contatto con Dybala lì su quella cosa là, ma per fortuna niente da fare per la Roma. E anche Buongiorno, ecco, ritrovare quella brillantezza che gli permette di essere il braccetto che si stacca, di seguire uno dei più pericolosi della Roma come Soulé, che non si è visto. Quindi Buongiorno ha fatto la sua partita veramente interessante anche quando si propone in avanti dopo aver vinto un duello. E Savic sta dimostrando perché insomma si spendono i soldi anche per un secondo portiere. Ti viene meno Meret, ecco, ti ritrovi un portiere che non è un secondo, onestamente. E quando fai una parata, vieni chiamato in causa una volta e fai la parata, ecco, come si dà grande merito a un Maignan, si deve dare grande merito a un Savic in questo momento. Ci rispostiamo per staccare il cavetto, per prendere i vostri like e per riandare sul campetto. Io lo so che siamo fuori tempo massimo perché l'analisi della Roma è già preistoria. Io voglio andare all'analisi del Cagliari, però si sta parlando, ovviamente bisogna, a differenza dell'anno scorso, siamo costretti dalle indisponibilità a far riposare dei titolari anche non volendolo, perché non puoi rischiare. Questa partita è importante perché la Coppa Italia mi interessa, non bisogna fare brutte figure, bisogna continuare a consolidare il lavoro con il nuovo modulo, la fiducia, e arrivare alla partita con la Juve in un certo modo. Però far fare un'altra partita a Lobotka e McTominay al centro è un rischio troppo grande. Può non succedere niente, però puoi affaticarli e può succedere in futuro, quindi dobbiamo fare qualcosa. Vania, non lo so, onestamente il portiere te lo puoi anche confermare in porta, non credo che Ferrand, Contini, va bene tutto, di Contini si dice un gran bene, a me piace molto anche come figura di spogliatoio, ma non credo che, anzi Vania probabilmente servirebbe per dare anche personalità a un reparto che verrà svuotato dei suoi uomini principali. Credo che uno dovrà giocare perché Marianucci è squalificato, quindi leviamo Rachmani, leviamo Buongiorno al 100%, vedremo Juan Jesus, vediamo se lo mettiamo al centro o braccetto. Si potrebbe in teoria vedere Juan Jesus qua a guidare la difesa, se Spinazzola è recuperato, io farei un pensierino su questa cosa qua, con Spina lì, Lobotka e McTominay no. Leviamo un attimo gli opponenti perché poi ne parliamo. Di Lorenzo a riposo e rivediamo Paco su questa fascia. Ma come vedete con questo nuovo assetto siamo un pochino corti come centrali, tant'è vero che a me viene istintivo adattare Olivera, mancandoti anche Marianucci, come vedete sono meno le opportunità che hai. Quindi se Spinazzola per esempio non è pronto al 100%, continua, Olivera deve giocare, quindi continua Olivera qui e ti devi giocare un Rachmani o un Buongiorno per forza in difesa, quindi non sarà estrema la cosa. A centrocampo abbiamo da scegliere probabilmente Elmas, che ha fatto già il vice Lobotka e il vice Gilmour. A proposito, abbiamo visto la foto di Gilmour post operazione, torna presto ragazzo, perché chissà febbraio, De Bruyne, febbraio, un paio di mesi anche per Gilmour, come vedete è tosta. C'è da capire se Vergara, che Conte ce l'ha descritto più come un sottopunta, si può adattare anche a centrocampo. Siamo un po' più leggeri, Elmas un po' di muscoli ce li metterà, però Kist Song, cioè anche volendosi inventare qualcosa, Contini a centrocampo, non credo. Højlund anche probabilmente andrà a riposo e ci possiamo aspettare Lucca. Ti puoi aspettare anche Ambrosino, ma ci sono dei rumors che vogliono Ambrosino titolare insieme a Lucca. Ora però, più che pensare a un attacco a due che ti scompagina un pochino questo assetto, io pensavo
ci metti Ambrosino dentro, ma essendo Ambrosino una punta che può giocare anche sull'esterno, ma lo vorrei vicino all'altra punta in modo tale che si possono scambiare, fargli fare il lavoro di Neres con l'inserimento a questo punto di Politano a fare il lavoro di Lang, quindi sempre un po' asimmetrici però a specchio, con Politano che forse soffre un pochino di più lo stare centrale, Conte che gli urla stai dentro, Politano preferisce toccare la linea come Lang e sfrutti un Ambrosino alla Neres, cioè che sta qui ma che può girare intorno a Lucca e può sfruttare le sponde andando anche dentro. Guardate che ha molto senso questa cosa, quindi nel momento in cui risolvi il dubbio Olivera Spinazzola mettendo un altro qua, se non vuoi cambiare assetto, e secondo me avrebbe senso per dare continuità, nel momento in cui cambi molti uomini mantieni l'assetto che stai utilizzando, Vergara a centrocampo e poco altro. Poi nel secondo tempo se devi cambiare eccetera eccetera puoi farli rifiatare, però secondo me questa è un'idea non assurda ed è anche meno estrema di quello che facemmo l'anno scorso in Coppa Italia, onestamente. Poi voglio di quello che De Laurentiis ha preso il premio, è andato a ruota libera come al solito, alcune cose sono molto condivisibili, altre sono le solite e altre mi verrebbe da dire perché le dici in quel contesto là. Però veramente è talmente una stagione interessante a livello di campo che mi soffermo il meno possibile sulle parole del presidente, che non sta nemmeno parlando molto per fortuna, e quindi andiamo lisci. Io se posso sentire Conte preferisco, se non me lo fanno sentire andiamo noi all'analisi, poi dopo lui dirà le parole che dicevo qua come l'elmetto, le recupera e le dice nella conferenza post partita. Oramai questo sta succedendo, quindi questo è quanto. Non so se questo video è uscito corto, troppo corto, è uscito troppo lungo, pur essendo, perché è un video a metà tra quello che è successo e quello che succederà. Spero che vi sia piaciuto, io vi mando un abbraccio gigante, vado a giocarmi la partita per una questione anche di scaramanzia, di tradizione, magari ci vediamo sul canale gaming, non c'è tempo da perdere, non c'è conferenza da fare, c'è semplicemente da andare in campo, fare un'altra grande partita, anche per dare, Conte ha detto, abbiamo dato un segnale a noi stessi, abbiamo lanciato un messaggio a noi stessi, adesso diamo un messaggio anche al resto del campionato, che giochiamo a calcio e che possiamo essere forti anche se cambiamo parecchi uomini. Dai. Sospendi e riprendi,